del mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Bene, buon ascolto a tutti, buonasera, benvenuti alla 20ª puntata della seconda serie del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me nel mio cestello della mongolfiera abbiamo Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, anche stiamo svolazzeremo un po' in giro, faremo delle tappe di andata e ritorno di lato, di lungo con la nostra mongolfiera e abbiamo ospiti da Londra, ospiti da Venezia, abbiamo una gran parte finale è musicale con ospiti di jazz, di musica folk, del gruppo musicale di Roma che si chiamano L'Ultima Fila, e appunto con le canzoni del gruppo L'Ultima Fila iniziamo il primo brano, Vedrai Vedrai. Sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce. Accettare da me tutto quello che viene mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai,
non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà. Bene, vedrai l'ultima fila, saranno ospiti poi alla fine verso la fine del programma. E Rossella, vogliamo subito con la nostra mongolfiera andiamo a Londra, e a Londra troviamo il nostro ricercatore dell'Università di Kent, Oleksiy Bodarenko. Non so se l'ho pronunciato bene. Buonasera. Buonasera, salve. Buonasera, benvenuto. È un ricercatore, ma insegna anche Russian Politics and Society all'University College di Londra e collabora con 2 riviste italiane che si occupano di Est Europa, che sono East Journal e Osservatorio Balcani e Caucaso. E quindi benvenuto, siamo molto contenti di averti con noi, grazie per la disponibilità, perché da ormai 15 giorni il Covid è stato soppiantato sulle prime pagine e in tutti i media da questa aggressione, invasione, come vogliamo chiamarla, dell'Ucraina da parte della vicina Russia. Allora, noi con te vorremmo parlare dei motivi recenti, perché diciamo recenti perché sappiamo che dietro c'è una storia lunghissima. Ma come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? 2 ipotesi noi le avevamo fatte, io e Gianluigi. Una è vendicarsi con qualcuno e la seconda è che è impazzito. Però ci sembrano ipotesi che forse non funzionano e quindi lo chiediamo invece a te. Partiamo dalla prima. Che tipo di peperoni erano? Penso il concetto. No, cioè, sicuramente è è difficile spiegare veramente i motivi senza un contesto storico più generale che possa inquadrare, no, l'evoluzione dei rapporti sia tra Russia e Ucraina, ma anche tra Russia, Ucraina e l'Europa e l'Alleanza Atlantica, quella militare, la NATO. Diciamo che tutto nasce nel 91, quando l'Ucraina diventa un paese indipendente, e i problemi nascono da lì, perché si incontrano due tipi di questioni. La prima riguarda i rapporti specifici tra Ucraina e Russia. Che tipo di rapporti questi stati che erano insieme sotto il mantello dell'Unione Sovietica, fondamentalmente un unico paese, l'Ucraina e la Russia sono diventati 2 stati indipendenti. E l'altra questione è la questione che riguarda la politica internazionale. E la posizione geostrategica e geografica dell'Ucraina è in mezzo alla Russia, che si sente ancora una grande potenza internazionale, e il blocco occidentale, se vogliamo chiamarlo così, quindi la NATO e l'Unione Europea, che piano piano negli anni si espande verso l'Ucraina. Le due questioni fondamentali, quindi le problematiche che nascono dal 91 e comunque si accumulano nel rapporto tra Russia e Ucraina, nei rapporti tra Russia e Ucraina, e la questione internazionale. E questo ovviamente fa sì che l'Ucraina le sue decisioni di politica interna e di politica estera. Ed è un contesto che sicuramente nel quale è difficile combinare l'autonomia, la sovranità e l'indipendenza con questioni geopolitiche da una parte, e sicuramente con le relazioni con un vicino crescentemente aggressivo e sicuramente che vede l'Ucraina come la sua zona di influenza, come si chiama in genere. E nel 2014, quando succede la rivoluzione di piazza, il cosiddetto famoso Maidan in Ucraina, con una scelta pro-europeista in un certo senso, anche se ovviamente è una
banalizzazione in un certo senso, però diciamo con una scelta pro-europeista e la reazione russa, che per una serie di motivi annette la crisi legittimamente, e conflitto nella regione est del paese dove viveva almeno la maggioranza di russofoni, lì si rompe questo equilibrio che dal 91 fino al 2014 aveva trovato in un certo senso un certo tipo di equilibrio. E quindi da lì ovviamente sia per la Russia, sia per l'Ucraina, soprattutto per gli Stati Uniti a guida NATO, la arriviamo a un periodo ai giorni nostri, ad oggi, e quando la Russia manda, se vogliamo, un ultimatum o comunque una proposta alla NATO per rivedere tutta l'organizzazione strategica, militare strategica dell'Unione in Europa fondamentalmente. Quindi chiede di ritirare le truppe della NATO, che intanto si erano espante fino al confine con l'Ucraina, e di garantire una neutralità dell'Ucraina, il che significa fondamentalmente che non dovrà mai entrare nella NATO. E la Russia vuole questo messo per iscritto. Una cosa che ovviamente da parte occidentale e da parte ucraina appare inaccettabile, e quindi questi negoziati fondamentalmente non vanno avanti. Dall'altra parte ovviamente vi è una questione interna alla Russia, è una questione quasi culturale che lega, secondo la visione del Cremlino, la Russia all'Ucraina, non solo perché c'è una minoranza russa e russofona, che sono due cose distinte, ma anche perché il revisionismo storico russo vuole sì che l'Ucraina sia parte integrante di quello che era l'impero, in un certo senso, non solo da un punto di vista geografico, ma anche da un punto di vista culturale. Quindi qui questa, come dire, la matrice culturale da una parte, che negli ultimi anni è stata enfatizzata molto dal presidente russo Putin, e la matrice geostrategica si fondono in un certo senso. Quindi non c'è una risposta definitiva. Non sappiamo se l'invasione è stata provocata o è stata decisa almeno per questioni puramente strategiche, o se vi sono anche impulsi imperiali e imperialisti da parte della Russia e del Cremlino, che negli ultimi anni è diventato sempre un sistema sempre più chiuso in un certo senso e revisionista a livello internazionale. Una delle questioni che vengono poste è l'allargamento a est della NATO, che sarebbe fra i motivi che il motivo che ha scatenato questa aggressione. Si dice anche che quando cade il muro e le due Germanie vennero riunificate, a Gorbaciov fu garantito, ma con un accordo verbale, che non ci sarebbe stato un allargamento della NATO ai paesi dell'ex patto di Varsavia, quindi che il confine della NATO, diciamo, sarebbe rimasto con la Germania unificata. Mentre da quell'epoca i paesi che si sono aggiunti a est sono, mi pare, 12 se non sbaglio. E quindi l'Ucraina, che viene considerata una sorta di stato cuscinetto, no? Fra Oriente e Occidente, fra Europa e Russia, viene vista particolarmente pericoloso che entri a far parte del NATO. Secondo te ha fondamento questa questione? Beh, come dicevo, da una parte sì, ed è una questione che è rimasta aperta appunto da metà degli anni 90, quando il processo di allargamento della NATO è iniziato. Dall'altra parte però è altrettanto vero che seppur non ufficialmente, praticamente era evidente, ed è tuttora evidente, che l'Ucraina non diventerà nel giro dei prossimi 15-20 anni membro della NATO, per tutta una questione anche solo per il fatto che adesso è un paese con un conflitto interno, ma non adesso, un conflitto che dura dal 2014, quindi parte del territorio che la comunità internazionale riconosce come ucraino è sotto controllo russo, la Crimea, e vi è un conflitto in Donbass. Quindi sicuramente da un punto di vista, come dire, sia strategico sia psicologico, per la Russia questo era uno dei motivi. In realtà però dal punto di vista, penso che il peso del psicologico qua abbia pesato più rispetto
al fatto pratico, cioè l'impossibilità fondamentalmente di vedere l'Ucraina come membro della NATO nel futuro breve e a breve e medio termine. Quindi diciamo che questo concetto del discorso della NATO è stato uno dei motivi e una delle forze che ha generato una serie anche di come dire, frame ideologici all'interno del Cremlino, che a lungo andare si sono distaccati dalla realtà sul campo. E quindi, come dicevo, si uniscono questa realtà geopolitica e geostrategica a una realtà più culturale, ideologica da parte del Cremlino, che vede l'Ucraina come parte. L'audio è un po'... è solo il mio? No, è solo il tuo. O- No, beh, è buono. L'audio va bene. Si sente bene? Sì, si Si sente sente bene. bene già? Sì. Ah, ok. Il problema è a Scusa. Padova. Le linee di Padova Va bene. sono... Va bene, scusami Alexi, prego. No, e quindi dicevo che appunto diciamo che la questione della NATO costituisce un punto di riferimento ideologico per il Cremlino, che viene strumentalmente utilizzato per una politica estera, per giustificare una politica estera aggressiva e per costituire quello che è il sottofondo anche ideologico sul quale il regime in Russia si basa adesso, ma negli ultimi anni soprattutto. Quindi questa questione era sempre una questione aperta e la domanda sarebbe: come mai adesso è diventata così cogente, così importante, mentre 5-10 anni fa non lo era? Sì. L'altra questione è quella del Donbass, no? Che queste due aree di confine, le aree di confine sono problematiche dappertutto e lo resteranno fino a quando non smetteremo di pensare che le frontiere hanno un senso, ma questa la vedo dura. E, allora, lì ci fu, queste due aree si sono dichiarate indipendenti, c'è stato anche lì un conflitto, anche qualche migliaio di morti in questi 8 anni e ci sono stati però degli accordi di Minsk che avevano sulla carta, però mi pare di capire soltanto, previsto un'autonomia per queste zone sul modello, per fare un esempio, per farci capire dagli ascoltatori, di quello del nostro Alto Adige, no? Cioè aree dove effettivamente le popolazioni sono di lingua diversa. Per farli coesistere gli si dà un'autonomia, la lingua, la scuola, eccetera. In Italia abbiamo anche dato un bel po' di soldi e le cose in effetti ha funzionato e l'area si è pacificata. Anche noi abbiamo avuto qualche bomba in passato in Alto Adige, quindi ecco, però a quanto pare gli accordi di Minsk sono rimasti lettera morta. Sì, ecco, con la guerra che è attualmente in corso sono stati definitivamente sepolti, diciamo. Sì. E beh, i motivi per cui gli accordi di Minsk sono rimasti lettera morta sono anche qui molteplici. Innanzitutto bisogna ricordarci come e quando sono stati negoziati, no? Sono stati negoziati e firmati quando a febbraio del 2015, quando vi era una grande escalation dal punto di vista militare e il primo obiettivo del governo ucraino era quello di fermare in un certo senso il conflitto, che rischiava davvero di uscire fuori dal controllo e di coinvolgere altre regioni, anche perché i separatisti nel Donbass erano, soprattutto in quel frangente, aiutati praticamente, non solo sostenuti economicamente o militarmente, ma vi era parte dell'esercito russo in Donbass che appunto sosteneva le due repubbliche separatiste. Quindi per questo motivo, sin dall'inizio dalle autorità ucraine, gli accordi di Minsk sono stati considerati come
inattuabili in verità, ma solo come uno strumento per fermare l'escalation del conflitto, per una serie di motivi. Perché nella roadmap che gli accordi di Minsk delineavano, l'Ucraina avrebbe dovuto innanzitutto garantire l'autonomia, fare come dire, integrare ufficialmente le regioni all'interno dell'Ucraina e fare elezioni, e solo dopo questi 3 step si parlava di demilitarizzazione e di riprendere il controllo sulla parte del confine che separa le 2 repubbliche dalla Russia, e quindi in teoria l'Ucraina dalla Russia. E questo ovviamente era problematico perché... Sì, scusi. No, vai, continua. Questo dicevo è problematico perché avrebbe permesso alla Russia di mantenere un forte controllo su quelle regioni, e quindi di influenzare tramite quelle regioni e l'autonomia garantita a quelle regioni le scelte di politica interna e politica estera Certo. dell'Ucraina. In ogni caso, ovviamente, queste cose non giustificano con bombe sui civili e con tutte le cose spaventose che abbiamo visto in queste 2 settimane di guerra, perché ovviamente tutte le questioni vanno discusse intorno a un tavolo, non con le bombe. Quando si aggredisce un altro paese e si fanno pagare ai civili dei prezzi così alti, siamo fuori da ogni legalità, insomma, internazionale di qualunque tipo, quindi assolutamente, ecco, no, era per cercare di capire, sia chiaro che non ci può essere nessun tipo di giustificazione per un'aggressione come quella che stiamo vedendo. L'unica cosa che mi sento di dire è che finalmente ci rendiamo conto, forse noi europei, che la guerra è veramente brutta, e c'è stata purtroppo in molte aree in questi anni che hanno visto coinvolta la NATO o che hanno visto coinvolti gli Stati Uniti, che sono dei nostri stretti alleati. Tutto sommato non mi pare che ci siamo tanto stracciati le vesti, e quindi adesso magari vediamo in diretta delle cose che veramente non so, sono intollerabili, credo, e quindi forse questo, speriamo che aumenti anche la sensibilità nei confronti delle armi che probabilmente giocano un ruolo che non... Sì. Questo è un altro discorso molto complicato. Ascolta, ecco, questo è il nostro timer, però un'ultimissima domanda. Finalmente si sono seduti a un tavolo pari in maniera un po' più strutturata, no? Perché in questi giorni vedevamo gente che volava da tutte le parti, ma non si capiva se c'era una cornice. L'impressione è stata che ognuno facesse delle iniziative, prendesse delle iniziative personali a livello di governo, e si sono incontrati di qua e di là, ma adesso finalmente abbiamo sentito invece uscire una proposta che è quella della neutralità dell'Ucraina, che pare che sia la cosa che la Russia chiede, ma pare che Zelensky abbia detto che però non accetterebbe una neutralità in stile svedese. Hai idea di cosa significare questa cosa? Beh, in pratica la questione della neutralità è ovviamente centrale. Una delle richieste della Russia prima dell'invasione e della guerra era appunto quella di vedere l'Ucraina neutrale, slegata da ogni tipo di alleanza militare, con NATO. E adesso a quanto pare si parli di questo negoziato, come dice lei, più strutturato, che però nel quale però ci sono molti punti ancora oscuri. Uno di questi appunto è il tipo di neutralità che la Russia vorrebbe. La Russia vorrebbe l'Ucraina completamente demilitarizzata, e quindi in pratica senza un esercito.
con garanti internazionali, tra cui immagino ci sia anche la Russia, oltre agli stati europei, che debbano garantire in un certo senso la sicurezza per l'Ucraina. Questo è sicuramente un punto, diciamo il modello svedese. Questo è un punto ovviamente complicato e quasi impossibile da accettare, soprattutto perché l'Ucraina sta vivendo una guerra, e quindi fidarsi, come dire, in queste condizioni è quasi impossibile. Certo. Però è no, così. ma infatti, certo, negoziare sotto le bombe non è possibile, insomma, è chiaro, prima devono fermarle subito, certo. Esatto. E quindi il primo passo che ci dovremmo aspettare è un cessate il fuoco duraturo, durante il quale si può iniziare in un certo senso a discutere, e questa è una delle condizioni dell'Ucraina, cioè il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe che sono attualmente in Ucraina, e poi si potrà negoziare una soluzione, un tipo di neutralità che ad esempio possa permettere all'Ucraina di mantenere comunque un esercito, ma non legarsi a nessun tipo di alleanza e così via. Ma purtroppo credo che questo sia un discorso che non vedremo prima di qualche buona settimana, mese. Certo. Va bene, Oleksiy, che dire? Speriamo che veramente finiscano prestissimo, almeno i bombardamenti, poi avranno tempo appunto di sedersi intorno a un tavolo, ma certamente negoziare in queste condizioni è assurdo, ma è impensabile, insomma, no? Quindi, certo, poi queste cose qui lasciano delle scie, che saranno delle ferite che saranno purtroppo, credo, molto profonde, ma di questo magari parleremo più avanti, quando a guerra finita, ecco, non so, ti richiamiamo per sapere come stanno le cose. Sì, speriamo presto. Speriamo prestissimo. Va bene, grazie mille e auguri anche alla tua famiglia che è là in Ucraina. Grazie. Bene, grazie mille Oleksiy, ci risentiremo, grazie, ciao. A presto. Ognuno la sua terra, ognuno la sua guerra, ognuno ha le sue bambole dei sogni, ed io personalmente non riesco ancora a prendere gli spilli e pungerle negli occhi. Io perdo ogni giorno contro di me. E adesso che ci sembra che stia crollando il cielo, non bastano neanche 3 gocce di sereno, l'amore, neanche il sesso, le droghe di mattina, toccarsi di nascosto. Se perdo ogni giorno contro di me. Ma tu mi hai detto non importa, tu mi hai detto fa lo stesso, e forse solo peggio. Ma tu mi hai detto non importa, tu mi hai detto fa lo stesso, e forse solo peggio. Se amore
amore, svegliami adesso. Bene, contro di me il gruppo L'Ultima Fila, che avremo ospiti poi alla fine del programma. Bene, con la nostra mongolfiera un po' traballante siamo ritornati alla partenza, alla nostra partenza, quindi siamo di nuovo qui al Cavallino e abbiamo la nostra seconda ospite, è la nostra psicologa Berton Lisa. Lisa Berton. Ciao Lisa. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Ciao, benvenuto. Grazie di avermi invitata. La Rossella sei persa? Non ti sentiamo più? Beh, Sì, sì? sì. Ok, adesso ci Purtroppo sei. la linea fa un po' i capricci, succede anche alle radio blasonate, quindi va bene. Bene. Allora, noi abbiamo chiamato la dottoressa Lisa Berton, che è una psicoterapeuta, e dimmi Lisa se devo aggiungere qualche altra qualifica. No, va bene così. Così? Sì. Ecco, e l'abbiamo chiamata per continuare a parlare di guerra da un'ottica un po' particolare, e cioè dal punto di vista dei bambini. Perché mai come forse in questa guerra, in questo conflitto, e ricordavamo anche prima ce ne sono tanti in giro per il mondo, molti sono dimenticati, molti così passano molto sullo sfondo. Questa è una guerra che abbiamo vicino a casa e arrivano tantissime immagini. Allora, come facciamo a parlare con i bambini di un conflitto? Credo che il primo istinto sia per i genitori: spegni tutto, non fargli vedere niente, facciamo finta che non è successo niente, ma non credo che funzioni e non credo neppure che vada bene. Quindi, a te la parola. Sì, allora, sulle immagini un filtro va fatto, quindi allora, la premessa generale è che ai bambini va parlato della guerra, va parlato di ciò che sta accadendo, ovviamente adattando il linguaggio all'età del bambino che abbiamo di fronte, va spiegato quello che sta accadendo, cercando di rendere comprensibili temi che possono non essere condivisibili, la scelta di invadere un paese, la scelta di attaccare civili, senza magari entrare però nel dettaglio se l'età del bambino non lo permette. Ciò su cui invece bisogna stare estremamente attenti ed eventualmente anche filtrare, se non addirittura omettere, sono l'esposizione alle immagini, ai servizi televisivi, perché non sono programmi, non sono interventi che vengono tarati per un pubblico non adulto. Perciò piuttosto, anziché, non so, o selezionare delle immagini che abbiamo già precedentemente visto e che quindi sappiamo non riportare scene troppo cruente, e con quelle spiegare, magari anche usando una cartina geografica che permetta al bambino di contestualizzare geograficamente anche dove si trova l'evento, e poi raccontare. Far finta di niente, negare il fatto non è produttivo, da un lato perché comunque prima o poi i bambini, molto più immersi di quanto eravamo noi alla nostra età, in una realtà altamente accessibile, ne vengono a sapere, perché magari hanno il compagno di classe, perché magari appunto tra un passaggio a un altro di un canale televisivo ne sentono parlare, quindi comunque ne vengono a conoscenza. E bisogna parlarne anche perché i bambini sono degli attivi produttori di significato e di senso, quindi loro già di loro cercherebbero di trovare una spiegazione e trovare una loro risposta. Se noi non diamo delle informazioni adeguate e di senso, rischieremmo di esporli a delle loro fantasie che andrebbero ad amplificare paure e timori. Quindi parlarne sì,
A volte siamo molto più spaventati noi adulti nell'affrontare certi argomenti con loro, invece i bambini, il tema della morte, il tema della malattia, sono reduci da 2 anni di pandemia e quindi hanno sentito parlare di gente che può morire. A volte potrebbero anche avere avuto dei familiari che sono andati incontro a dei gravi episodi di malattia durante questi ultimi 2 anni. Quindi i bambini hanno strumenti comprensivi per riconoscere la realtà. Vanno quindi accompagnati in questo percorso, non oscurati o lasciati soli. Ascolta, un ruolo importante ce l'ha anche la scuola, ovviamente, no? E quindi le insegnanti che si trovano, diciamo, in prima fila a lavorare, insomma, con questa problematica. Sicuro, sicuro. E penso che gli insegnanti svolgano un ruolo veramente determinante in tutto questo. Sono un adulto di riferimento estremamente importante per i bambini. Innanzitutto di solito sono una persona di fiducia che i bambini conoscono da tempo, con i quali spesso si aprono e con cui affrontano già tematiche di altro tipo. Quindi avere questo non significa che si deve delegare all'insegnante, Certo. però significa che si fa un lavoro di concerto in modo tale che magari anche dicendosi, no, guardi, a casa è successo questo, oppure a scuola abbiamo parlato di quest'altro, insomma, facendo in modo che tutti sappiano più o meno come stanno accadendo le cose e muovendosi di concerto per accompagnare il bambino in questo viaggio di conoscenza e di comprensione di un fenomeno che non può essere negato. Ecco, forse appunto insegnante e genitore potrebbero appunto una sinergia che per il bambino dovrebbe andare bene. Quindi penso che anche no, il genitore dovrebbe interloquire un attimino con l'insegnante per avere una stessa linea. Più c'è collaborazione e comunicazione tra scuola e famiglia, meglio è per il bambino, perché innanzitutto dà la sensazione al bambino che i propri ambienti di riferimento come dire, sono conformi e sono in sintonia. Inoltre lo fa sentire più sicuro, lo fa sentire più tenuto, lo fa sentire più anche pensato, ascoltato con questo passaggio di informazioni. Quindi sì, l'ideale sarebbe che ci fosse una comunicazione che in questo periodo è un po' ostacolata perché gli incontri vis-à-vis non sono permessi, quindi è un periodo in cui è più facile o quantomeno forse è più probabile che invece ciascuno si muova in qualche modo isolatamente per conto proprio, no? Quindi la famiglia gestisce l'argomento in un certo modo e poi semmai è il bambino che si ritrova a fare da ponte a questi due. È lui che riesce dopo a fare tipo college sì. e prendere forse, ecco appunto dicevi le immagini, è difficile in questo momento perché appunto il bimbo può trovare le immagini dove vuole e quindi una certa attenzione in casa dovrebbe essere dovrebbe essere rilevante, insomma, per i genitori. Dunque, la premessa è che sempre dovrebbe esserci alta vigilanza, sempre. Ma sai, cioè, lo metti là davanti alla televisione e via. Ma per il sistema anche proprio di logaritmi, da un video poi il software te ne propone altri leggermente diversi, altri ancora leggermente diversi e veramente nel giro di 4-5 passaggi il bambino si ritrova immagini veramente fuori controllo. Quindi al di là del parent control e l'altro sarebbe sempre opportuno, qui stiamo parlando per esempio di bambini di fascia primaria, Certo. scuola primaria. Quindi già io di mio sono per un accesso limitato al multimediale, non sono come psicologa, oltre che come genitore, come donna, sarei per limitare, perché insomma altrimenti il bambino che tende a non gestirsi rischia di andare nell'abuso dello strumento.
Quando il bambino si affaccia allo strumento multimediale dovrebbe esserci sempre un adulto che vigila, sempre, perché il software non è impostato per autolimitare i contenuti e quindi veramente è proprio questione di un secondo. Ascolta, ma i genitori sono in grado di fare tutto questo, di avere una certa... cioè anche i genitori sono bersagliati, no? Da varie immagini, da vari... Sì, questa è una bella domanda. Allora, perché da un lato i genitori sono bersagliati a loro volta, dall'altro lato conducono una vita che spesso è frenetica, dove non possono sempre garantire un tempo di attenzione, perché magari tornano a casa dal lavoro, devono in quel momento preparare la tavola, rassettare, stendere la lavatrice, no? In tutto Ah, questo, certo. i compiti, accendi il telegiornale, no, quindi può accadere che sfugga, d'accordo? Inoltre, questa guerra non sta turbando solo i bambini, non turba potenzialmente solo i bambini, ma turba anche gli adulti. Quindi no, un adulto potrebbe trovarsi turbato a propria volta, preoccupato di suo, a dover trovare il modo di parlare di una cosa che lo turba con un bambino. Quindi paradossalmente rischia di diventare una doppia esposizione. Una delle strategie difensive che come dire, più istintivamente viene attivata è proprio quella del allora non ne parlo, accantono, metto da parte, evito. Questo è Ma l'errore più... sì, è un modo un po' per proteggere il bambino, ma anche un po' per proteggere noi, no? Noi adulti che qua se parliamo di una cosa che ci spaventa, diamo statuto di realtà a quella roba lì. Finché la teniamo dentro possiamo in qualche modo fingere che non sia poi così grave. Se invece ne parliamo, ne diamo, in qualche modo la oggettivizziamo e questo quindi ci turba, no? È difficile, non c'è una strategia più giusta di un'altra, non c'è un modo esatto e uno sbagliato. Ogni genitore fa il meglio che può, compatibilmente con gli strumenti, la sensibilità che ha. I bambini non sono esseri passivi comunque, che se non accompagnati debitamente si perdono. Anzi, sono molto attivi e sono molto proattivi nel cercare le loro risposte. Ecco perché vanno vigilati, perché altrimenti si rischia che si intrufolino in zone potenzialmente pericolose. Certo. E in questo caso adesso vediamo che stanno arrivando i profughi ucraini con i bimbi e c'è questo inserimento nelle classi, nelle scuole. E io ho sentito, insomma, che tanti bambini riescono a collaborare con la scuola stessa per aumentare, per crescere questa integrazione e anche per dare una certa anche tranquillità a questi nuovi bimbi che arrivano nelle nostre scuole. Non solo, facendo questo il bambino aiuta se stesso. Cioè nel momento in cui io vengo a sapere che c'è una guerra, che quindi c'è un male che sta abbattendosi su delle persone innocenti, io bambino mi dispiaccio e vorrei aiutarle e non posso. Quindi potrei sentirmi in colpa e sentirmi impotente. Allora, nel momento in cui posso, per esempio, contribuire alle raccolte no, di aiuti, raccolta delle medicinali e metto da parte i miei vestitini per quando sarà il momento e scelgo il mio giocattolo da spedire, no? Mi sento parte attiva in un processo di aiuto. In questo modo mi sento anche, riparo anche quella parte di me che è stata ferita dalla notizia. Perciò è un aiutarsi a vicenda e i bambini in questo sono veramente molto spontaneamente, raramente i bambini, per carità ci sono, ma insomma è più frequente che un bambino sia ben disposto ad accogliere un bambino in difficoltà piuttosto che ad escluderlo. Certo. Quindi va un po' cavalcata Sì, questa. loro forse hanno una marcia in più rispetto agli adulti in questo... Loro non hanno ancora tutte quelle sovracostruzioni di stereotipi e pregiudizi
che noi poi abbiamo Certo. in modo molto marcato. Va bene Elisa, non so Rossella se è ancora nel nostro cestello della mongolfiera, sentiamo un po'. Rossella, ci Ci sono, senti? Ah, mi ero appesa per fuori per guardare un po' il panorama, ma ci sono. E Lisa, io invece ti volevo chiedere, l'altro giorno mentre preparavamo così un minimo l'intervento, mi dicevi che c'è un lungo filone di studi su questo tema, non è una cosa che è nata adesso perché siamo più sensibili magari nei confronti dei bambini, anche più protettivi se vuoi, no? No, no. E, Beh, dalla seconda guerra mondiale in poi il rapporto, come i bambini hanno vissuto il dopoguerra, come hanno vissuto i traumi della guerra. Dobbiamo immaginare a tutti quei bambini che sono per esempio tornati dai campi di concentramento, quei bambini che sono rimasti orfani dopo la seconda guerra mondiale. Quello, quel bacino di utenza, spero di non sembrare cinica nel parlare in questo modo, ha offerto agli psicologi che si sono attivati per aiutare, per farsi carico di questi bambini, hanno offerto veramente degli spunti utilissimi per quello che poi è stata la psicologia clinica e la psicologia dello sviluppo dagli anni 50 in poi. Quindi l'elaborazione del trauma nel bambino. Quando prima ho parlato del fatto che aiutando l'altro il bambino aiuta se stesso, viene proprio da lì. Cioè ci si accorse che quando un bambino aveva la possibilità di prendersi cura di un animale o di una bambola o di un oggetto, in qualche modo riparava più velocemente le parti del proprio sé che erano state compromesse dalla guerra o dalla prigionia. Quindi per fortuna abbiamo un ricco bagaglio di conoscenze in psicologia dello sviluppo, in psicologia clinica, in psicologia del trauma, veramente che parte dagli anni del 1950 in poi. Assolutamente sì. Adesso vorrei anche fare dei nomi, però rischio di dire delle castronate. Se volete mi ci azzardo lo stesso. Vai tranquilla. A noi siamo viziati e ci piace avere persone come te che ci raccontano le cose e noi non facciamo la fatica di andarle a leggere. Beh, Melanie Klein è una delle Melanie Klein, Anna Freud stessa, poi Winnicott, Bowlby, che sono inglesi del dopoguerra. Da lì in avanti veramente c'è stata, sì, purtroppo per fortuna, quando si assiste a un fenomeno di grande impatto clinico, lì poi puoi raccogliere dei dati molto utili. La stessa cosa accadrà adesso, la stessa cosa accadrà adesso dopo la pandemia. Avremo, magari mi sbaglio, però più o meno gli osservatori indicano questo, avremo 2 o 3 anni ancora di grandi strascichi di sintomatologia nei minori e questo permetterà di come dire, affinare meglio le tecniche di intervento, gli strumenti diagnostici e questo sarà utile per i tempi successivi, insomma. Certo, grazie e faremo tesoro delle tue, così, della tua presentazione, perché sono tempi delicatissimi. Le ferite fisiche si aggiustano, no? Quasi sempre. Adesso poi la medicina ha fatto grandi passi e sono anche visibili e quindi quelle che magari così noti prima. Le ferite psicologiche stentano anche, no? Magari spesso a farsi vedere all'inizio e sono quelle però che si portano avanti più a lungo, quindi è un tema importantissimo. Scusami se ti interrompo, stentano a farsi vedere all'inizio perché all'inizio sono veramente quasi subcliniche. Un occhio allenato le coglie, gli insegnanti sono in grado di cogliere, gli adulti educatori che per esempio ruotano attorno al ragazzo in contesti extrascolastici possono cogliere. Dobbiamo essere disposti a non farci spaventare dal disagio che il bambino manifesta, perché è un disagio che non necessariamente è indice di psicopatologia, ma è un disagio perché il bambino si trova a doversi confrontare con una realtà che non conosce, ma che non conosciamo neanche noi, perché io per esempio, che sono nata nel 1976, cioè una guerra io non l'ho mai vista, a parte la guerra del Kosovo, ma ero già grande da bambina.
io non mi rendevo conto che avevamo ancora gli strascichi delle Brigate Rosse ecco la mafia, sì, però insomma qui invece i bambini vedono proprio dei bombardamenti. Non dobbiamo farci spaventare da questo, avere fiducia nella capacità di recupero e resilienza dei bambini, che è altissima, e andare e muoversi passo passo. Va bene, Lisa, grazie. Io consiglio ai genitori di non accendere la TV, ma di ascoltare la radio, e quindi le immagini non si possono vedere. Quindi è già un primo passo in avanti per far sì che i bimbi non vedano certe immagini. Va bene, grazie Lisa, ci sentiremo presto per altre cose. Ormai ti abbiamo preso con la nostra mongolfiera. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Si vendono le idee al mercato dell'usato e molti si arrovellano su quella che fa per sé, ma non mi fido troppo di questo usato garantito, perché se fosse buono non si potrebbe svendere. E tu compri un sacco di cose per sentirti felice, quando invece basterebbe parlare. E sono tutte uguali le parentesi che apri, i discorsi coniugali sulle scelte dei colori, sull'affitto da pagare, alle croci sui sorrisi che non mi regali più, e per cui prima andavo avanti. Movimentarsi un po', ma se il loro mare piatto cosa sperano di avere? È come fare un video porno per ritrovare l'amore. Ma tu compri un sacco di cose per sentirti felice, quando invece basterebbe parlare. E sono tutte uguali le parentesi che apri, coniugali sulle scelte dei colori, sull'affitto da pagare, alle croci sui sorrisi che non mi regali più. Le tue confessioni, i monologhi muti, al centro, le notti e le lettere in bianco, senza alcun indirizzo, con scritto soltanto cordiali saluti. E sono tutte uguali le parentesi che apri, i discorsi coniugali sulle scelte dei colori, sull'affitto da pagare. Ma io che ci posso fare se non ti sopporto più? E non ti sopporto più. Bene, i vestiti più leggeri, l'ultima fila, che fra poco saranno con noi collegati, ma collegati, i prossimi collegamenti, siamo un po' con la nostra mongolfiera che andiamo un po' su e giù per l'Italia. Con noi questa sera c'è Monica Vanin. Buonasera Monica. Buonasera Gianluigi, buonasera Rossella. Buonasera Monica, ma con Monica abbiamo anche una sorpresa.
con Monica ci siamo collegati anche con Giovanna. Buonasera Giovanna. Buonasera a tutti. Grazie E per, Monica per aver mi raggiunto coinvolge in queste belle in cose. queste belle Ciao cose, Giovanna. in questa nostra mongolfiera. Stiamo un po' strettini sul cestello, ma ci stiamo Però si sta tutti. bene. Sì, l'aria è fresca. Sì, Bene, allora, perché abbiamo chiamato Monica e Giovanna? Monica, racconta cosa c'è in in programma, pentola. in pentola. Sì, allora, voi il viaggio del mondo in 80 giorni, se non sbaglio, vero Esatto, Gianluigi? sì, noi lo facciamo in Ecco, 80 e giorni. io invece in questo momento voglio fare il viaggio del mondo, anzi mi fermo qui in Veneto attraverso la musica e stiamo organizzando insieme a tante altre persone un evento concerto il 3 aprile qui a Cavallino Treporti alla discoteca Pina Colada vicino al campeggio Union. Perché? Perché viviamo in una società, in un momento di caos, di tristezza e abbiamo bisogno di rinascita, abbiamo bisogno di sorridere, abbiamo bisogno di gioia e quindi abbiamo realizzato questo momento musicale con amici per regalare emozioni, perché abbiamo bisogno noi musicisti di emozionarci, di emozioni, di regalare gioia, di regalare sorrisi e abbiamo pensato di farlo attraverso la musica. Sì, musica tradizionale veneziana con brani veneziani, dove anche Giovanna canterà un brano veneziano, possiamo dirlo, sì. Io Sì, possiamo canterò dirlo. Marietta monta in gondola, che mi te porta al lido. Bene, Di no che non mi fido. Bella quella lì, ma la conoscono tutti, è mondiale. Sì, beh, ormai... Sì, la conoscono tutti e ti dirò di più, se posso È vero? aggiungere, la serenata è la canzone più famosa del repertorio veneziano, è La biondina in Gondoletta, e a biondina in Gondoletta. La biondina in gondoletta. Senti sì, lì, sì, perfetto. perfetto, le prove stanno andando a meraviglia, Sì, sì, sì. Mi eserciterò nel veneziano perché non vorrei essere proprio poi bastonata, No, ma comunque sarà sicuramente una bella occasione per sentirvi, sentire e stare un po' assieme, appunto, come diceva Giovanna. Allora, come diceva Monica, questo concerto in pratica è un concerto appunto di solidarietà. Abbiamo visto la locandina e che l'ingresso è gratuito, però insomma chiediamo un aiuto anche da parte del pubblico, no, Monica? Certo. Sì, è un concerto dedicato alla Croce Verde del nostro territorio di Cavallino Treporti, è un'associazione di volontariato che si occupa 24 ore, sempre attiva 24 ore su 24, anche questa associazione, tutte le persone che sono coinvolte in questa associazione regalano un sorriso, un aiuto alle persone in difficoltà e quindi per il momento solo un grazie da parte mia, un grazie da parte di tutti, senz'altro, proprio per il lavoro che svolgono. A fine giornata sono stanchi, perché lo so, sono stanchi, ma sono felici di aver donato, di aver fatto qualcosa di buono per la comunità e non solo per la comunità. E quindi grazie. Noi abbiamo pensato di regalare questo evento alla Croce Verde e di riuscire in qualche maniera di portare, anche se piccolo, ma un aiuto a questa associazione di volontariato. Sì, quindi domenica 3 aprile alle 17:30. E Giovanna... Alle 17:30. Sì, esatto. Dimmi, sì, Luigi. Giovanna, le prove vedo che stanno già andando bene, ci stiamo ben riscaldando anche col veneziano, no? Hai trovato qualche difficoltà? No, assolutamente. Ormai faccio parte del lungomare di Cavallino Treporti, perché sono anni che vengo là, ho ormai tutti gli amici e quindi quando arrivo a Cavallino è come se arrivassi a casa mia. E quindi imparo con la Monica poi
abbiamo fatto dei viaggi insieme, che mi parla sempre in veneziano. Sempre. Quindi Giovanna è preparatissima, anche perché non ha solo amici a Cavallino, ma amici anche in tutto il Veneto. Quindi sì, Giovanna però voglio dire, posso dire una cosa? Certo. Noi parleremo il veneziano perché non si può non parlarlo, ma canteremo anche le canzoni veneziane. E io farò un duetto che è proprio una chicca assoluta. Farò un duetto con scusami con Adolfo, ma ho preso un colpo di tosse, mi avete fatto emozionare. Allora, Giovanna, ma canterò come Triste Venezia, che è bellissima questa canzone. Ecco, volevamo fare... Come Triste Venezia, soltanto un anno dopo, come Triste Venezia, se non si ama più. Che bella, che bella. È sempre una bella voce. Bellissima, una canzone d'amore. Sì, è vero. Una canzone d'amore. Ma d'altra parte, guarda, posso dire una cosa? Io sono toscana, si sente, e quindi... Ma quando una persona viene a Venezia e volesse vincere il premio Oscar, non deve fare molti sforzi, basta che prenda un'inquadratura qui, un'inquadratura lì, un angolo qui, e fa un film da premio Oscar, perché è tutto talmente bello, talmente emozionante, che Moshe Stendhal ti fa svenire, hai capito? Ascolta Giovanna, tu che sei nel mondo della musica leggera da anni, noi abbiamo questo cruccio, diciamo, ma come mai la musica veneziana, la canzone anche veneziana, non ha gran successo a livello nazionale, insomma, oppure anche il canto di canzoni di musica leggera in dialetto veneziano o veneto non riescono mai a raggiungere, diciamo, la parte, arrivare a livello nazionale? Allora, perché tutto quello che è fruibile dall'ascoltatore, se non lo ascolta, il formaggino, se non lo reclamizzi, non succede niente. La canzone veneziana, che è bella, perché fra l'altro io ho inciso quella bellissima, che non si sa neanche l'autore chi sia, quella Viva il Doge, viva il mar. L'inno di Venezia. L'inno di Venezia. Ecco, Lino Sammarco. Io l'ho messo sulla piattaforma digitale e la sto vendendo in tutto il mondo. Evidentemente i canali, non vorrei fare una polemica perché siamo in radio, i canali che dovrebbero mandare in onda tutta la musica, perché la musica è bella tutta, certo, non si capisce perché quella veneziana dice no, non capisco, ma scusa, perché quella calabrese non è la stessa cosa? Sì, oppure... siamo un'Italia così lunga, piena di porca miseria. Vabbè, comunque resta un fatto, quella veneziana non si capisce, forse è l'invidia, cioè avete tutto, avete questa bellezza invidiabile, non vi possiamo anche portare la musica in televisione. Ecco, secondo me è una questione di rabbia, di invidia. Forse è anche colpa, diciamo, dei musicisti veneziani o veneti che non la pubblicizzano tanto, non si mostrano tanto, da far sì che anche a livello nazionale possa essere ascoltata. Eppure, guarda, io conosco Francesco Nardo che canta tutte le canzoni in veneziano, ha tradotto anche Yesterday, per dire, in veneziano, però non riesce a farla, a promuoverla, ecco, la parola promuoverla è importante, esatto, per un musicista, perché se consideri, se Puccini e Verdi non avessero avuto ricordi che li spingeva non sarebbero, sarebbero rimasti uno in Toscana, uno a Roncole, l'altro, capito? Certo. E quindi è lo stesso discorso, in altra maniera è questo: se tu non
non fai passare queste cose o le fai passare alle 3:30 di notte che non le sente e non le ascolta nessuno, non c'è niente da fare. Sì, ma se parliamo anche della regata di Rossini, sono 3 canzoni in dialetto veneziano che parlano della tradizione veneta della voga alla veneta, anche queste sono poco conosciute e sono state scritte da Rossini. Certo! Che tra l'altro le canterà un soprano il giorno 3 aprile, Maria Giovanna Barbieri, una ragazza con una voce gentile di rara eleganza, e le canterà divinamente, una professionista, e ci farà ascoltare appunto la regata veneziana di Rossini che ho scelto per l'evento. Esatto, allora voglio dire, anche qui vorrei aprire un altro brevemente perché non vi voglio Sì, no, vai tranquilla. Ma qui Rossini ha scritto in veneziano, ha scritto delle cose veramente belle e di grande valore. La canzonetta spagnola va bene, la canzonetta della regata no, non capisco, hai capito? E si ritorna al fatto che secondo me c'è una forma di invidia, avete tutto e non vi do anche la musica. Cioè, questo secondo me è il punto. Perché uno, onestamente, quando vieni a Venezia ti manca il cuore, ti casca in terra, cioè dove guardi hai dei mancamenti, ma di bellezza, di eleganza, anche quando senti gridare è una musica. Io forse perché sono innamorata di Venezia, però per me è tutto bello. Ecco, forse appunto dicevo colpa anche nostra, perché se senti le serenate che cantano i gondolieri a Venezia sono le canzoni napoletane che cantano, e quindi diciamo che c'è una forte critica anche, insomma, da parte de nostra. Anche l'ente gondola secondo me dovrebbe anche far sì che appunto i gondolieri, le serenate in gondola siano solo canzoni veneziane. Dovrebbero essere i primi a farlo. Esatto. Va bene, intanto ma forse non c'è neanche la voglia di approfondire, perché veramente ci sono composizioni importanti del Settecento, è un genere popolaresco nate proprio dalla penna del popolo, e sono canzoni bellissime, famose nel Settecento, poi trascritte da Adolf Hasse, un compositore tedesco, nel 1785 mi pare, e che ha pubblicato queste trascrizioni a Londra, sempre con grande successo. E poi La biondina in gondoletta, che non so se La biondina viene ancora cantata, mi viene anche questo dubbio. No, ma Monica, ed è un peccato, perché veramente abbiamo molta musica bella da proporre, da ricordare, da trasmettere. Sì, da ricercare, da trasmettere. Sì, ma sì, dicevo, da ricercare, e appunto anche queste canzoni che stai dicendo tu, che sono state trascritte nel Settecento, facevano parte appunto di questa raccolta delle canzoni in batteo, no? Quindi in barca. In batteo, chiamate canzoni da batteo, però sono canzoni che venivano cantate in gondola per gli innamorati, soprattutto nelle sere calde d'estate, e quindi per conquistare la donna amata. Ma non sempre così, perché a volte parlavano anche di tradimento, e quindi qui si cambia il soggetto. La donna faceva da protagonista e cantava all'uomo amato non distrarti, e adesso io lo dico in italiano, e guarda me, non distrarti e guarda me. Ecco. E lui rispondeva: ma misto gondolier, devo fare il mio mestiere. È vero. Insomma, queste frasi che adesso ricordo così. Va bene, insomma, Monica, noi le proponiamo il domenica 3 aprile. Insomma, visto che... Sì, io spero che venga tanta gente. Sì, beh, innanzitutto invitiamo tutti, aperto a tutti. Tra l'altro c'è anche l'apertura della stagione turistica, e quindi io mi auguro anche che ci siano dei turisti.
I turisti che vengono a Cavallino vengono perché amano il nostro territorio, vengono per visitare Venezia e perché no, gli regaliamo anche un momento di tradizione veneta Di bella attraverso musica. la musica. Certo, E esatto. quindi io veramente invito tutti, l'evento è aperto a tutti e ci auguriamo che veramente di avere tanta gente. E vorrei ricordare però chi partecipa, i Sì. musicisti, se posso. Sì, vai. Abbiamo un coro di sole donne, Primavere, Bello. di Pordenone, diretto da Mario Scaramucci. Poi abbiamo il soprano Maria Giovanna Barbieri, 2 protagonisti, un soprano e un baritono. Il baritono che ha citato prima Giovanna, che canterà con Giovanna, Adolfo Stevanato, preparato molto bene per le serenate in gondola e non solo. E poi, vabbè, gli accompagnatori, pianisti e altri musicisti che fanno parte del gruppo, e voglio ringraziare anche tutte le persone che stanno lavorando dietro le quinte e sono tante. Sì. Bene. Ecco. Va bene, Ti ringrazio. comunque ne parleremo anche mercoledì prossimo, che avremo ospiti anche i volontari del soccorso, che così ci raccontano un po' cosa fanno e com'è la loro associazione. Allora ricordiamo 3 aprile 17:30 al Cavallino, al Caballerin, alla discoteca Pina Colada, giusto? Sì, Sì, Bene, ti ringrazio. grazie a voi, grazie Grazie, Giovanna di Giovanna. questa Buona serata. sorpresa che ci hai Ciao, Monica, fatto. ciao, Luigi, Ciao, ciao, Monica. Gabriella. ciao, grazie Gianluigi, Ciao. grazie A presto. Stella. Ciao. Ciao tesoro. Grazie. Ciao. Non riesco a immaginarti bene, sembra che non sia a tuo agio. Rosa rossa in una lavatrice, disastro e pace. Da quanti giorni non riesci a dormire? Io ho perso il conto delle cose che volevo fare. E chissà quanto costa prendere coscienza che un per sempre non è più abbastanza. Avere qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare? Troppo spesso è più facile dire che siamo stanchi morti, ci giriamo indietro anziché guardare oltre e carichiamo a salve anziché sparare forte le parole che risolvono problemi. Ci nascondiamo in artifici e finiamo poi per toglierci i vestiti più leggeri. Avere qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare? Avere qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare? Intervalli a intrecciare, silenzi a svuotare, momenti, lunghi intervalli a intrecciare, momenti a svuotare, silenzi. Avere qualcosa da dirsi eppure aspettare. Quanto tempo mi resta per ricominciare?
Bene, i vestiti più leggeri, l'ultima fila, e con noi ospite finalmente abbiamo Andrea. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Allora, Benvenuto a bordo. Marco, l'ho chiamato Andrea, ma Andrea è il cognome, si chiama Marco. Marco D'Andrea. Sì, tanto Sì. è Vabbè. prassi diffusa. Bene, Marco D'Andrea, che ha scritto il testo anche di questa canzone, che è uscito anche la musica assieme agli altri tuoi compari e tuoi amici Certo. del gruppo, e dopo anche li ricorderemo. Canzoni, i vestiti più leggeri, che è il vostro ultimo singolo, che è uscito a giorni, no? Nelle varie 25 piattaforme. febbraio. Esatto. Un percorso che viene da anni indietro con altre varie canzoni che abbiamo messo prima tra un ospite e l'altro, le abbiamo messe, le abbiamo inserite. Una domanda che forse ovviamente ve l'avranno fatta in tanti: perché l'ultima fila? Cioè, forse perché nell'ultima fila si sente meglio la musica a teatro. Ecco, questa cosa non l'aveva Te l'ho data notata. buona per le prossime puoi dire. Sì, perché no? Perché no? Ma in realtà ci interessava in qualche modo la prospettiva che si crea a stare da dietro, no? E quindi l'ultima fila ci piace come pensarla come una stazione in qualche modo, un posto dove prima o poi passano tutti, perché bene o male ognuno a un certo punto deve fare i conti con qualcosa, per cui è un po' indietro, e ci piaceva declinarlo anche con un'accezione positiva, il fatto che comunque ti permette di stare indietro, ti permette anche di avere una visione un po' più omogenea, ecco, di tutto quello che accade, quindi prendere le distanze per vedere meglio a volte. Va bene, siete un gruppo giovane, ma avevate iniziato anche prestissimo, Sì. da bimbetti quasi. No? Sì, in realtà sì, ci siamo conosciuti all'università proprio a 20 anni più o meno. E sì, il primo EP, che è Monologhi Muti, che è uscito nel 2017, e insomma avevo 23 anni. Oh. E quindi sì, con tutta l'innocenza della questione abbiamo fatto questo EP, che ci serviva in realtà per cominciare un po' a suonare in giro. Sì. È stato un momento di studio, ma che fermava quello che facevamo in sala prove. Quindi molto, molto suonato, molto live come approccio, come impronta. Cosa che invece è cambiata negli ultimi lavori, dove c'è più produzione che live. Ecco. Però è un naturale processo di vabbè, esatto, di crescita del gruppo. Appunto, siete dal 2016 che avete, vedo, esatto. devo ringraziare sempre la vostra Agnese, se non sbaglio. Agnese, che bisognerà che gli faremo anche un'intervista ad Agnese. Magari, sarebbe bello. Lei è molto brava di me. Che ci manda appunto tutti i vostri brani, la vostra biografia, esatto. E insomma vedo, secondo premio Mauro Caratta, secondo premio Rock and Parade Radio Rocco, insomma vincitore del Rock Helling, cioè insomma siete bravi, insomma. Grazie. Ma in realtà la questione dei riconoscimenti fa sempre bene, anche se poi non è prioritaria in qualche modo, no? Però ecco, il fatto che dà un EP molto, molto anche ingenuo, se vogliamo, o comunque acerbo, perché ne so, sei piccolino, inizi a fare delle cose, vedi come va, senza avere molta consapevolezza. Sono uscite un po' di cose interessanti, un po' di festival anche nazionali per gli emergenti importanti, come il Meeting del Mare, come il Reset Festival di Torino. Sono delle piccole realtà, cioè delle realtà grandi che per noi che siamo una piccolissima realtà ci hanno fatto un attimo aprire gli occhi, no? In qualche modo. Ti rendi conto di che cosa può essere, di dove puoi arrivare,
a che punto sei, a che punto sono gli altri, di come funziona davvero tra i professionisti, insomma. Sì, insomma, restare, guardarsi attorno, vedere, capire per andare poi avanti e proseguire Certo. con la vostra musica. Allora, di musica, tu sei Marco D'Andrea, scrivi quasi tutti i testi, sei Sì, scrivo quasi tutti i testi e sono il cantante, sì. e sei il cantante. Poi abbiamo Pasquale Di Pace. Poi abbiamo Pasquale Di Pace che è il bassista e tastierista, suona sia le tastiere che il basso. Con me è la parte, diciamo, autorale, ci confrontiamo sulla maggior parte delle cose, qualche canzone l'ha scritta lui, qualche canzone ovviamente la maggior parte poi la scrivo io, però parte fondamentale della questione letteraria. Poi c'è Lorenzo Di Francia alla batteria ed è molto bravo con le produzioni, Lorenzo. Diciamo che prima di andare in studio noi Faceva lui. produciamo, sì, esatto, produciamo già quasi tutto e lui è la persona che se ne occupa maggiormente. E poi c'è Giacomo Turani alla chitarra, ed è diciamo la parte più estrosa a livello musicale. Quindi ognuno di noi ha una sua caratteristica e ruolo. Perciò come band è interessante, perché ognuno ha la sua parte, diciamo. Bene. E va bene, ascolta Marco, grazie per questo. Ovviamente a Roma avete possibilità di suonare. Certo, siamo reduci da venerdì, abbiamo fatto un concerto con tutto il nostro roster del management russo, dove c'era anche Agnese, eccetera. È stata una bellissima serata. Speriamo prima di tutta una serie di serate che arriveranno, insomma, una ripresa ci si augura. Certo, va bene, grazie mille Marco, grazie all'ultima fila e tante cose per le prossime. Buona serata, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Adesso c'è sento libero, io sono sempre in bilico e non ho direzione, e non ho direzione. Passare o non passare, cercando comunque di non restare indietro, alzarsi e camminare o sedersi ad osservare il resto dietro un vetro. Se ti guardi intorno, vedi è tutto intorno a te, ma se ti guardi intorno, tu non ci sei e nessuno mai si chiederà perché io non mi sento libero, io sono sempre in bilico e non ho direzione, io non mi sento libero.
cervello sulle spalle, non pensare, ti può avere ragione e poi non ragionare. Io non mi sento libero, io sono sempre in bilico e non ho direzione. Io non mi sento libero, io sono sempre in bilico e non ho direzione. Troverò la strada senza perdere la rotta. Dovessi naufragare, io farò la cosa giusta. Ma quale cosa giusta se la nave affonda e basta? Respiro, guardo il cielo, ma quest'aria è come acqua. Dove vai? Gira di qua, che non si sa mai, non si sa mai. Bene, sta sfumando, ecco, è sfumata l'ultima fila in bilico, altro bel brano di questo gruppo musicale romano. Rossella, ci sei? O... Sono, Sì, sembra ci che sei. sia anche rianimata la linea, va e viene, ma Vabbè. più che altro va, ma ogni tanto viene anche. Bene, il nostro quinto ospite lo metto metto la fotografia, ma sembra che non c'è, non ci ha chiamato, non ci sta chiamando. Devo dire la verità, esatto, che è anche giustificato perché sta facendo lezione a Vittorio Veneto e quindi probabilmente è nel pieno della lezione e sta facendo lezione, insomma, sta lavorando. Come vedete, Allora, però puoi raccontarci chi è questo quinto ospite e soprattutto perché avevamo provato a chiamarlo. esatto, vabbè, allora chi vede il video adesso è collegato su YouTube, vede chi è, per chi ci ascolta dico che è David Boato, il trombettista italiano, di jazz italiano, ma lui suona anche di tutto, non ha problemi, uno dei migliori in Italia di trombe che abbiamo. Perché abbiamo appunto voluto chiamare David? Perché con David inizia dal lunedì questa musica di jazz d'insieme che l'associazione La Rete assieme a Art Time School, che è un progetto della Rete, ha iniziato quest'anno con dei corsi musicali e tra questi corsi c'è anche questa musica jazz d'insieme. Faremo tre incontri con appunto con David Boato. Ci sono ancora, le iscrizioni sono aperte, ci sono ancora pochi posti, non tantissimi, e questi appunto inizieranno dal 21 marzo qui a Cavallino presso la sede Centro Culturale Pascoli al Cavallino. Saranno appunto 3 incontri, il 21 marzo, il 4 aprile e il 18 aprile. Forse sposteremo, siccome il 18 è Pasquetta, lo sposteremo il 19. Adesso vediamo, in base agli artisti, ai musicisti che saranno impegnati, e comunque quello non cambia certo la possibilità del corso, insomma. E quindi se vuoi partecipare anche te, Rossella, come cantante, abbiamo anche posto. Non vorrei spaventare qualcuno.
Dire come sta. E vorrei aggiungere che abbiamo avuto il grandissimo onore e l'enorme piacere di avere David Boato l'anno scorso al primo Festival Jazz del Litorale. È venuto con il suo gruppo, ci hanno regalato una serata veramente magica e così, e da lì insomma sono partite un po' di idee di questi artisti che ho il piacere e l'onore di frequentare. Sì, E- appunto con David si è, diciamo, innamorato anche della nostra zona e quindi sta dando tutto se stesso per il nostro litorale. Noi siamo anche contenti. Stiamo preparando anche la seconda edizione del Litorale Jazz Festival e niente, insomma, ci stiamo anche divertendo perché ci si diverte a fare queste cose, perché se no, se non c'è la base del divertimento, è difficile, è difficile. Mi scrive che non riesce a prendere la linea, vabbè, pazienza, abbiamo già detto tutto noi. E poi lo vedremo dal vero, insomma. Ecco. Esatto. Va bene, mi pare che abbiamo già finito, detto tutto per questa, no, per questa puntata, 20ª puntata. Interessante, se lo dico io. Diciamo molto varia, ecco, che è la nostra specialità. E a risentirci mercoledì prossimo. Sì, E chi ha la possibilità di suonare provi a iscriversi a questo meraviglioso corso di musica jazz d'insieme. sì, bene. Appunto mi ha scritto adesso che non riesce a collegarsi, va bene, dai, lo sentiremo più avanti, David. Mettiamoci la sigla finale perché fa sempre... ho sbagliato, invece di abbassare la musica ho abbassato la mia voce, va bene, succede. City Banderland, dicevi? I migliori registi succede. Sì, vabbè. E niente, appuntamento a mercoledì prossimo, altri ospiti, altri giri con la nostra mongolfiera in giro per il pianeta, per l'atmosfera. Vediamo chi catturare, ma abbiamo già degli indizi e dei personaggi che saranno presenti mercoledì prossimo. Ascoltateci e fate girare il link che abbiamo bisogno. Basta, cosa c'è da dire? Buttiamo giù la zavorra e saliamo con la mongolfiera e vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Rossella. Ciao Gianluigi.